Ogni anno, il 7 novembre, per ricordare Marie Curie, la prima donna premio Nobel per i suoi studi sulle radiazioni, viene celebrata la giornata internazionale della fisica medica dedicata ai fisici che operano in un settore fondamentale per la medicina diagnostica e terapeutica. La giornata viene organizzata nelle città capitali della cultura. Lo scorso anno è stata Pesaro ad occuparsene, quest'anno spetta invece ad Agrigento. E sarà proprio la città dei templi ad ospitare la manifestazione che si inserisce tra gli importanti appuntamenti di Agrigento 2025. Responsabile scientifico dell'evento sarà il fisico Salvatore Piraneo, dirigente dell'unità operativa di fisica medica e radioprotezione dell'ASP di Agrigento. Sarà l'occasione per far conoscere la figura dello specialista in fisica medica, una figura che si occupa delle radiazioni in campo medico nelle sue diverse applicazioni, dalla radiologia alla medicina nucleare, garantendo qualità e sicurezza per i pazienti, i medici e i tecnici. La nomina del fisico Salvatore Piraneo a responsabile scientifico dell'evento è arrivata dall'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria.